Sono del partito di Liliu. Secondo me questa è una fortezza. Adesso individuiamo questa parete, osserviamo questa parete come si appoggia alla torre centrale. Vedete che si chiude, non si sa se veniva chiusa completamente e che quindi anche qui ci fosse una tolos. Si sa soltanto che questa raggiungeva l'altezza poi degli spalti che giravano attorno al mastio centrale. Entriamo in queste due capanne d'angolo del quadrilobatto per vedere che cosa è stato individuato dopo gli scavi. Nicchia sulla destra, qui, nicchia sulla destra, ingresso alla torre d'angolo con nicchie e feritoie, con feritoie che danno verso l'esterno, di chiaro stampo difensivo. Adesso sono occluse perché all'esterno non è stato ancora scavato fino a quella profondità. Qui vediamo un'altra feritoia. Si è andati alla ricerca del corridoio che potesse collegare questa torre con l'altra, ma come potete ben vedere non esiste nessun accesso. Qui abbiamo un'opera particolarmente interessante con questa pietra piatta bandata, cioè in orizzontale, che chiude la porta d'ingresso, con finestrella di scarico per non pesare eccessivamente sull'architrave.